Noi riteniamo che i 10 punti promossi oggi siano un ottimo punto di partenza e anche di arrivo, se mi permettete. Non ultimo diciamo un comitato etico che in qualche maniera dovrebbe vagliare e acconsentire o meno le candidature. Insomma, il Popolo della Libertà non mi sembra una cosa proprio così di poco conto. La legge elettorale, cioè capire con che legge elettorale si eleggeranno i deputati e i senatori è fondamentale, ancor più poi per organizzare diciamo, i gazebi e le modalità per le primarie, che ovviamente distinguiamo tra quelle, diciamo, che dovrebbero individuare il candidato a Presidente del Consiglio dei Ministri e le primarie che dovrebbero selezionare i migliori da mettere nelle liste ovviamente di partito. Ecco.